Martedì 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro. È il 154esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 212 al termine. Il sole sorge alle 5:25 e tramonta alle 20:53. La luna sorge alle 16:50 e tramonta alle 3:31. Il Senato comanda ai 5 savi sopra la mercanzia di costruire nel ghetto vecchio un locale atto ad alloggiare i giudei levantini, viandanti e di passaggio. Le previsioni per domani: tempo variabile, per lo più soleggiato durante la mattinata e in seguito tendenza ad aumento della nuvolosità, con nubi medio-alte e attività cumuliforme pomeridiana, specie sui rilievi. Instabilità via via più diffusa con piovaschi, rovesci e possibili temporali dalle ore centrali. Temperature minime in lieve calo in montagna, in lieve aumento in pianura, massime in lieve diminuzione. L'origine di Mestre è ignota, la prima documentazione sia solo a partire dagli inizi del 1600. Per risalire alla struttura della città ci si può avvalere di un numero abbastanza modesto di documenti che attestano in particolare l'esistenza di un primitivo castello, la formazione della città murata fondata dai Trevigiani attorno al XIII secolo e completata dai Veneziani nel XV, in un luogo prossimo ma inspiegabilmente discosto da quello in cui era sorto Castelvecchio. Possiamo ritenere che Mestre abbia cominciato a maturare una coerenza urbana complessiva a partire dalla seconda metà del Trecento, quando il dominio veneziano, subentrato a quello trevigiano, garantì condizioni di sicurezza e di prosperità tali da incoraggiare consistenti espansioni. Un organismo urbano ben organizzato e articolato che dopo di allora per circa 2 secoli rimarrà privo di rigenerazioni e andrà perdendo il principale segno distintivo della sua immagine, le mura, che già in una vista prospettica dei primi del Seicento appaiono diroccate in uno degli elementi più importanti, e cioè la porta che dà sulla piazza. Il decadimento continua nei secoli, impedendo così alla vecchia struttura di conservare lo splendore originale. Infatti, né con il diffondersi nel Settecento della moda della villeggiatura dei veneziani, né con quelli successivi dell'Ottocento legati alla prima industrializzazione e alle nuove infrastrutture di trasporto, emergeranno le basi di una riconfigurazione. Dopo il piano regolatore generale del 1962, continua a crescere velocemente, seguendo in parte le sue caratteristiche storiche.